Si è svolta stamani presso lo Stadio Seneto di Agrigento la seconda edizione della partita della solidarietà per dare un calcio al bullismo. Una manifestazione contro il bullismo che ha visto la partecipazione di tantissimi studenti provenienti da vari istituti scolastici della nostra provincia. A disputare la partita una rappresentanza dei protagonisti di Amici, la nota trasmissione televisiva di Maria De Filippi, e l'altra squadra formata da giocatori dell'Agragas, di ex, di studenti, in collaborazione anche con la Fortitudo Moncada. A dare il via all'evento il sindaco della città di Agrigento, Lillo Firetto. Mi pare opportuna un'azione di sensibilizzazione che coinvolga non lezioni unidirezionali, ma coinvolga direttamente i ragazzi e gli faccia rendere ragione di un fenomeno che è pervasivo, silente, e che crea anche situazioni di complessità all'interno, diciamo, del mondo scolastico oltre che delle famiglie. Quindi plaudo a questa bella iniziativa. Che significato assume una manifestazione come questa che voi diciamo, veicolate in tutta Italia, non solo oggi? Oggi siete ad Agrigento, ma lo fate solitamente in tutto il territorio italiano. Ecco, quanto è importante mandare questo messaggio e disputare anche queste competizioni? Assolutamente, per noi oggi è una giornata innanzitutto di sole nella bellissima Sicilia e questa è la seconda edizione della partita contro il bullismo ad Agrigento, perché già siamo venuti lo scorso anno. Con la nazionale noi mettiamo da parte il nostro lavoro, che è quello di cantanti, di ballerini, e ci uniamo tutti quanti insieme per dire il no al bullismo. Facciamo questi eventi in tutta Italia, anche all'estero siamo stati, proprio per sensibilizzare questi ragazzi che vedremo oggi riempiranno lo stadio, sono i ragazzi delle scuole, quindi dove il fenomeno del bullismo è più frequente, è più pesante, e cerchiamo semplicemente di far capire che una persona, per sentirsi più brava, più forte dell'altro, non c'è bisogno che va a bullizzare quella persona che magari è più timida, ha magari anche dei problemi familiari, invece cerchiamola di aiutare. Ci vuole, perché davanti a queste cose qua bisogna essere tutti uniti, perché è un fenomeno che va combattuto, perché i giovani d'oggi hanno bisogno di essere indirizzati sulla retta via, perché si stanno perdendo certi valori e quindi siamo qui a testimoniare e essere uniti. Il messaggio che si vuole lanciare ai ragazzi è lo sport deve contribuire a far penetrare nella società l'amore reciproco, la fraternità sincera e l'autentica solidarietà. Quindi questo è un grande messaggio che lo sport manda a questi giovani, perché lo sport deve essere al servizio dell'uomo e non l'uomo a servizio dello sport. È un'iniziativa molto buona, perché diciamo che il bullismo è un atto che purtroppo è ancora presente nella nostra società e che dobbiamo sconfiggere. Grazie a queste cose possiamo anche dare un colpo al bullismo. Sicuramente a partecipare siamo noi giovani, e questo è un fenomeno che purtroppo è caratteristico di questa età, della nostra età, soprattutto dell'adolescenza, e se siamo noi a rappresentare un mezzo per poter distruggere questa piaga che purtroppo da anni, da secoli forse, rappresenta le nostre generazioni, allora è un messaggio importante da mandare all'esterno. Faremo un'apertura e la chiusura con una coreografia di acrobatica. È una cosa bella, perché per portare gente qua allo stadio, anche per fare beneficenza, sai, è una cosa bella, anche perché è contro il bullismo, che è una cosa che non deve proprio esistere, questo è il bullismo. Soprattutto per sensibilizzare in una giornata come questa, che non è solo sport, sensibilizzare contro una tematica veramente importante, veramente seria, come la lotta al bullismo, che sembra ormai essere diventata, soprattutto negli ultimi anni, una vera e propria piaga nel mondo giovanile. Questa è una grande iniziativa che si fa ogni anno, me l'hanno chiesto di organizzare e fare queste squadre, io sono ben felice di farlo, perché è una cosa bella, si dovrebbe fare spesso, ma non solo qua, ma in tutta Italia.